Da 11 anni non riusciamo ad avere un piano di gestione nazionale del lupo che ci permetta di avere delle misure straordinarie da poter utilizzare in deroga senza doverle chiedere ogni volta direttamente al Ministero e farci autorizzare dall'ISPRA. Perciò immaginate come noi ci troviamo a fronteggiare una problematica senza averne degli strumenti adeguati. Continue predazioni dei lupi anche sulle nostre montagne. La regione ha le mani legate da normative nazionali ed europee, ma non si può più accettare, dichiara l'assessore regionale Corazzari, di dover limitare chi vive e lavora in montagna a causa della presenza del predatore. Una presenza che è in forte espansione in tutta la nostra regione e che in particolar modo laddove vi siano attività umane come quelle legate all'allevamento veramente genera dei danni enormi e non dimentichiamo anche la tematica legata alla sicurezza dei cittadini perché laddove vi è un territorio che deve essere vissuto per tutte le attività legate al turismo, allo sport, ma anche alla vita quotidiana, vi deve essere la possibilità di farlo in piena sicurezza. Dobbiamo però essere chiari con i cittadini e con tutti. Oggi il lupo è una specie che pur essendo in forte espansione, pur essendo diffuso in tutto il paese, in tutta Italia, gode della protezione massima da un punto di vista delle appunto direttive europee, quindi non è consentito in nessun caso l'abbattimento di queste specie e ogni attività deve essere previamente autorizzata sulla base appunto dell'ISPRA e di una valutazione tecnica anche del Ministero.